E allora, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso così sporadico, messo lì. Grazie. Che stasera, per gli artisti che verranno stasera, abbiamo dei giovani cantautori, very young. Questa sera verrà a trovarci niente poco di meno che Marco Odde, che è qui tra di noi, con un trio, una situazione diciamo inedita sicuramente, e partiamo invece proprio subito con una bella cantautrice, signore e signori, la prima volta che qui abbiamo il piacere di ospitarla al salotto, Irene Buselli, welcome. Grazie. Allora Irene, benvenuta, cominciamo questo salotto in questo 11 di novembre, ricordiamo che siamo in streaming sulla pagina Facebook di Corto Corto, che andremo anche su Radio Reporter Torino su 99.9 martedì prossimo, no? Questo che viene, ma insomma dalle 11 in poi, e intanto, come dire, raccontiamo un po' insomma quelli che sono i nuovi artisti che transitano a Torino. Questa sera abbiamo il piacere di incontrare Irene, che diciamo, io so che tu sei di Genova, però poi Sì, quasi... sono un po' un ibrido perché sono genovese però studio qui a Torino, quindi Sì. sono un'eterna spola tra Genova e Torino. Vabbè, ci sta. Poi del resto uno che dice sono cantautore che arrivo da Genova, Sì, parte esatto, già non diplomato. potevo perdere Diciamo. questa paternità, quindi devo dire che sono di Genova per forza. So che sei, diciamo, uscirà tra poco un tuo singolo, una roba Sì, verso dovrebbe dicembre. uscire a fine anno, un primo singolo, vi farò sentire questa sera di che si tratta. E però con che cosa vuoi iniziare qui al Lab che ci ospita, qui nella Zenith Room? Inizierò con una canzone che parla di un rubinetto, Ah, parla di un rubinetto, com'è? Perde sto un rubinetto? rubinetto che perde Aia, di notte, di notte, come si intitola? la goccia. Ah beh, è chiaro. La goccia, signore e signori, Irene Buselli. Tic, 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 tic. Ti sveglia nella notte questa goccia che cade, il rubinetto perde, non c'è niente che puoi fare, chiamerai domattina per farlo aggiustare, adesso chiudi gli occhi e torna a riposare. Tic, 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 tic. Ma anche ad occhi chiusi ne senti il rumore, è come una lancetta che ticchetta da ore. Quella goccia sono giorni, sono mesi che la senti, ha un suono ben preciso, quello dei tuoi fallimenti. Tic, 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 tic. Il suono dice hai perso tempo su una strada inventata, così il tempo ha perso te, la tua ambizione insensata, e ora passa goccia a goccia, inizia a debordare, e lui scorre inclemente mentre provi ad asciugare. Ma hai sbagliato troppe volte, adesso sei in ritardo, il pavimento ormai è zuppo, non c'è modo di salvarlo. Tic, 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 tic. E non hai realizzato nulla di quello che volevi, ora guardi verso il basso, l'acqua arriva sopra i piedi, ti sei illuso di seguire un segno della tua natura, ma adesso non hai nulla, solo tanta paura. E forse l'acqua non è il tempo, è proprio quel terrore, il panico di vivere è la vera alluvione. Tic, 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 di aver buttato le certezze, non poter tornare indietro, non aver niente nelle mani, mentre l'acqua è oltre un metro e tu fai finta di niente, continui a camminare, ma ormai l'acqua ti ha sommerso, puoi soltanto nuotare, mentre sei lì a svuotare un mare col bicchiere. La goccia, lei la senti, continua a cadere. Tic, 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 tac, tic,
sveglia suona, è tutto asciutto, non sei annegato. Ti alzi, ti convinci che hai soltanto sognato. E se il tuo tempo passa e non può essere fermato, puoi salire ai piani alti se il tuo mondo è allagato. Grazie. Irene Buselli, delicatissimo anche se ossessivo, diciamo, anche soltanto con la chitarra acustica è riuscita a dare sto tic tic, adesso me lo sognerò stanotte io, tic tic tic. È fatta apposta. È fatta apposta, sei riuscita nel tuo intento. Allora, dicevamo che sei qui a Torino, se non ho capito male, per motivi di studio, vero? Posso chiederti anche cosa stai studiando? Io studio matematica applicata. che- Quindi non c'entra niente con la musica. Beh, no, ma non c'entra niente con la musica, glielo dice a Bach, quello ti bacchetta. Adesso scusa la battuta, però direi che anzi sono due campi che dovrebbero convivere più. Quindi tu fai proprio una cosa così, matematica applicata, che io non so manco, robe di computer poi alla No, fine, no? allora in realtà è più complicato perché si chiama Stochastics and Data Science, il mio corso, che è un nome un pochino più appealing. Sembra quasi il titolo di un album comunque, detta così, cioè una roba di quelle Potrei di radio. pensarci, effettivamente. È vero, perché no? Perché no? Ah, quindi tu studi queste Sì, quindi è matematica applicata ai dati, l'intelligenza artificiale, la statistica. È chiaro, ho capito. Big Chiaramente. data, quindi Esatto, quello che ormai big ci data. riguarda e che nessuno ci dice. Voi studiate quindi queste grandi statistiche. Chissà che qualche statistica non venga fuori in qualche canzone anche. Chissà. Che rapporto c'è, diciamo? Da adesso lo so che è una domanda un po' alla Marzullo, però c'è ogni tanto, c'è almeno emerge in qualche tua canzone questa tua passione? Sicuramente qualcosa c'entra sempre, nel senso... Per esempio? Penso che la matematica sia un modo per trovare una strada per risolvere un problema. Sì. E una canzone in realtà è un modo per raccontare una storia, per me, per risolvere una situazione. Quindi in qualche modo in realtà c'è sempre questo meccanismo. Ora la differenza tra problema e situazione poi la racconteremo in un'altra canzone, però vabbè, abbiamo fatto anche la rima. E la prossima canzone ha a che fare con la matematica? No. No, non proprio. No, non proprio meglio. Come si intitola? Si intitola Dai amore voglio un cane. E è il singolo che uscirà a breve. Ah, e quindi noi lo sentiamo qui in anteprima. In versione diciamo inedita perché poi lì sarà riarrangiato. Esatto, sì, Come sarà- poi ci spieghi come l'hai arrangiato. Adesso lo sentiamo solo chitarra e voce, signore e signori, Irene Buselli. Dai amore voglio un cane, ho esordito stamattina e tu hai preso il tuo silenzio trascinandolo in cucina. Che per litigare amore è necessaria la fatica di volersi molto bene, o almeno un po'. Io lo voglio così grande da occupare i nostri spazi, io lo voglio più vorace che si mangi i nostri avanzi. Dai amore voglio un cane che ci dia tutto il rumore che non facciamo noi, tutto l'amore che non facciamo più. E finalmente abbiamo un cane e possiamo non parlarci e non andare in viaggio per restare qui a nutrirlo. Il nostro cane infatti ha cambiato la sua dieta, mangia tutti i nostri impegni. È la nostra miglior scusa. Il nostro cane si è mangiato tutti i nostri documenti, identità, ambizioni, tutti i nostri sentimenti. Il nostro cane finalmente ha divorato anche i ricordi, tutti i segni del passato. E così possiamo dire che non siamo stati mai così felici, o meno peggio di così. E finalmente abbiamo scuse per le nostre frustrazioni, finalmente abbiamo scuse e non abbiamo più ragioni. Il nostro cane finalmente si è mangiato ogni premura, ogni sogno, desiderio, ogni fantasia immatura, e le nostre ribellioni, gli entusiasmi, i fastidi, i silenzi e le canzoni
Il nostro cane mangia, ma ci lecchiamo noi le dita, che finalmente il nostro cane si è mangiato tutta la nostra vita. Questo diciamo il nostro cane, anche se non saprei, insomma, non so se definirlo proprio un pezzo cinofilo, ecco, non è proprio una cosa. Sto cane sembra è arrivato proprio una diattura. Però sto potrebbe cane essere qualunque cosa, è una qualunque scusa no. che ci raccontiamo per non anche dire perché poi andiamo in radio e che diciamo ma fanno un programma contro i cani questi qua. No, anzi, cioè, spieghiamolo. Poteva essere anche dai amore voglio un lampadario, qualunque oggetto. Però il cane a è cui più dedicare Tamagotchi del attenzione. lampadario. Il lampadario non caga, non piscia, sai, non fa tutte quelle robe e invece il cane giustamente deve fare. E quindi questo abbiamo detto sarà il prossimo singolo che uscirà. Esatto. Dovrebbe uscire la prima settimana di dicembre. La prima settimana di dicembre e ci sarà anche un videoclip. Chi lo sa? Ci sarà un molto cane avanti. che scodinzola magari. Senza cani. Senza cani, vabbè, stiamo a vedere. E ecco cosa ti volevo chiedere, come sarà arrangiato? Come sarà? Ci saranno un po' più di chitarre che Eh. fanno dei motivi strumentali che qua mancano. E poi pochissima sezione ritmica, pochissime percussioni minime e qualche campanellino, xilofonino. Ma li hai suonati tu i campanellini anche? No, hai suonato. Li ho suonati il computer. Va bene, quindi attendiamo la prima settimana di dicembre per questo primo singolo. E invece adesso cosa ci fai ascoltare? Per adesso L'ultimo singolo volevo che è farvi uscito. sentire un pezzo che ho scritto questa settimana, quindi super inedito. Proprio freschissimo qui a Sarotto, diciamolo, testi subito, è un pezzo sulla pioggia. No, No. è un pezzo su questa mia ibridazione tra Torino e Genova, nel senso che questo fare avanti e indietro ti costringe un po' a pensare a quali sono i legami che vuoi tenere, quali quelli che vuoi lasciare, e se non ti sei affidato troppo a dei legami che poi non erano così importanti. Ma fosse un problema di Torino e Genova, quello in generale, comunque tu stia, quel problema te lo porterai dietro. Comunque per carità, se poi Torino e Genova te lo. No, è semplicemente una causa che scatena questo pensiero che poi è dettato da molte altre cose. No, vabbè, adesso non andiamo troppo sul matematico. Quindi come si intitola questo brano? Si intitola Fili. Fili, signori e signori, abbiamo qui Irene Buselli. Ho legato un filo alle mie scarpe e l'altro capo l'ho legato a casa mia. Mi sembrava il miglior modo per non perdermi, il miglior modo per non volare via. Ho legato un filo alle mie scarpe e l'altro capo l'ho legato a casa mia. E ho legato un filo alle mie scarpe, ho stretto forte per essere sicura. I lacci fanno male, non cammino bene, è che in fondo preferisco un filo anche ai miei sogni, per non farli volare troppo in alto. All'altro capo ho legato la mia ombra, così che resti sempre a terra quando salto, quando canto. E ho legato un filo intorno al cuore, all'altro capo ho
ho annudato i sentimenti, nel farlo ho rinunciato allo stupore di vederli cambiare, crescere nel vento. Ho legato un filo alla mia testa, dall'altro capo ho legato tutto il resto, per non perdere nulla, per non muovermi troppo, per non dover capire mai cos'è importante, per paura delle spine, buttando anche le rose, per essere in prigione ma con tutte le mie cose. Signora libertà, non ti arrabbiare, che ero così stanca di dover decidere, così stanca di poter sbagliare, di domandarmi ad ogni passo dove andare. Signorina fantasia, perché non parli? Perché mi lasci qui con i miei figli, con i miei figli. Con i miei figli e un mangiafuoco, uno qualsiasi, a manovrarli. Ecco, per essere la prima volta che lo fai quindi dal vivo qua, Sì. ha avuto una bellissima accoglienza, chissà questi figli dove ti porteranno, diciamo, chissà questi figli dove ti porteranno. Abbiamo così anche a proposito di figli sfruculiato, tra le cose che invece diciamo fai normalmente, abbiamo scoperto che sei una matematica. Sì. E quindi ci tieni tanto anche all'accordatura, vedo, perché è giusto, questo è importante. No, questo è un problema di capotasto. No, ma poi figurati, qua siamo in cantina, quindi lo strumento acustico patisce un po' di più perché sai l'umidità, una cosa, è un po' più sensibile. Adesso la prossima canzone che ci fai ascoltare è una cover, mi dicevi, no? Sì. Vedi che c'è, è una cover. E di chi? Poteva anche essere l'ultima, invece ho deciso che era questa. No, ma infatti c'è già è una cover, che cover hai scelto? Perché così scopriamo anche un po' i tuoi gusti musicali, credo. È una cover che ho molto fatto mia, quindi potreste non riconoscerla subito, però è una cover che ha visto protagonisti due personaggi incredibili della musica, che sono Lou Reed e David Bowie. Quindi Questo potrebbe essere già un indizio, ma lo scopriremo alla fine e vi diremo alla fine di che canzone si tratta. è molto facile. Holly came from Miami, FLA. It's like the way I crossed the USA. Blanked her eyebrows on the way, shaded her legs, and then it was a she. She said, hey babe, take a walk on the white side. She said, hey babe, take a walk on the white side. And the color go do 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 do. And Candy came from out of the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was giving out, she said, hey babe, take a walk on the white side. She said, hey babe, take a walk on the white side. Little Joe never once gave it away.
everybody had to pay unpaid. A hustle here, a hustle there. In New York City's the place where they say, hey babe, take a walk on the white side. They say, hey Joe, take a walk on the white side. And Sugar Plum Fairy came on in the streets, was looking for some food and a place to eat. He went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They say, hey Sugar, take a walk on the white side. They say, hey babe, take a walk on the white side. And they call it go do 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 do. And took his dials to spin away. Thought she was dim for a day. Then I guess she had a crash. Valium would have had it bad. She said, hey babe, take a walk on the white side. She said, hey babe, take a walk on the white side. And I call it go do 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 do. Vabbè, credo di aver capito, era Walk on the Wild Side, ma insomma poi potete smentirmi, però era una versione, diciamo, con tutte delle terzine strane che ci hai messo tu di Walk on the Wild Side, questo brano del 73, 74, vabbè, anni che furono. Allora, invece arriviamo, come dire, torniamo invece nell'attualità. Se uno vuole seguirti, cosa deve fare? Facebook, Instagram, per adesso solo questo, poi spero presto Spotify, YouTube, ovunque. E vai. Però adesso per il momento seguitemi sui social. Seguitela sui social, c'ha tutte quante le pagine a posto, sia Instagram che Facebook, quindi diciamo basta scrivere Irene Buselli. Adesso con che brano invece hai deciso di salutare il salotto, il lab? Vi saluto con l'unico brano un pochino più allegro, perché avete capito che non sono proprio una cantatrice. D'atmosfera, diciamo, d'atmosfera. Tra l'altro chi mi succederà ha detto che si definisce un indie felice, e invece io sono una cantatrice triste, per cui c'è questo contrasto interessante. Così abbiamo fatto Yin e Yang, tutte e due. Esatto. Questa canzone parla di quando ci si sente, diciamo, non pronti ad affrontare una situazione sentimentale, e allora si decide di nascondere tutti i sentimenti, pensieri, emotività in fondo a un pozzo, metterci davanti un orso, metterci davanti un castello, rendersi impenetrabili, e poi se la persona giusta arriva, a volte questo non serve a niente, per fortuna. Certo, ti capisco. E come si intitola? Non ha un titolo per il momento. Ah, non è ancora un titolo? Vabbè, allora lanciamo magari un hashtag, cerchiamo il titolo. Se volete suggerire i titoli. Adesso mi è venuto il castello, ma sentiamo la canzone prima. No, sì, è detta anche quella del castello. Quella del castello, al momento così provvisoriamente chiamata Quella del castello.